senza, ripeto, creare il coinvolgimento dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni. L'ho fatto per i miei principi, convincimenti radicati che arrivano anche e che vengono confermati anche nell'ultima enciclica di Benedetto XVI, che riafferma la responsabilità sociale dell'impresa, che dice con estrema chiarezza che le imprese non è soltanto degli azionisti, ma di tutti coloro che contribuiscono al successo dell'impresa stessa, in primis i lavoratori, i clienti, i fornitori e l'ambiente che li circonda. Quindi questo elemento è fermo nei miei convincimenti, come è stato fermo nei miei convincimenti che questa è una battaglia emblematica per il nostro territorio. Questo è un territorio che ha conosciuto una presenza storica delle partecipazioni statali, che sono state sostituite dalle privatizzazioni più o meno riuscite, che hanno portato alla sostituzione dei primi soci italiani con multinazionali estere. Penso al settore siderurgico, lo sapete che è stato sostituito dal magnate russo, penso alla componentistica, dove al subentro della Fiat alla presenza spinta Alfa Romeo è subentrata una serie di multinazionali straniere, penso a altre situazioni di questo tipo. E quindi per me è assolutamente da affermare, l'ho detto in tutte le sedi, ieri anche in maniera molto forte al tavolo del governo, un intervento che il sindaco Cosimi ha definito appassionato, io l'ho affermato con grande forza in tutte le sedi, sia nelle sedi pubbliche che nelle sedi private, nei rapporti che ovviamente in queste circostanze si hanno con tutti gli interlocutori. Questo è stato un punto fermissimo della mia azione e questo punto credo abbia ottenuto una sanzione con l'accordo che ieri abbiamo sottoscritto. Questo accordo che cosa stabilisce? Ora lo vedremo nei particolari, però stabilisce il principio che le decisioni su questo territorio non possono essere assunte, come ho detto prima, senza il coinvolgimento dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali e degli enti locali. Questo è l'elemento, il futuro del nostro futuro non è nelle mani di decisioni individuali, dunque si siano che possono decidere di disporre del futuro di questi territori. Questo è un regolamento che permette di scrivere, io mi auguro di no, perché è un principio di politica generale a cui tutti si devono attenere, soprattutto in un periodo di crisi come questa, dove questo principio è affermato in ogni paese del mondo, compreso nei paesi più liberisti. Ricordo che gli Stati Uniti è intervenuto Obama a salvare la General Motors, a salvare la Chrysler. Ricordo che la Germania, paese di altissima tradizione sociale, è intervenuta per salvare l'Opel. Ricordo che la Svizzera, dove il programma sociale è inesistente, il governo è intervenuto a salvare la principale azienda di quel paese, che è l'Unione Banca Svizzera. Quindi questo è un principio di impegno delle pubbliche autorità per lo sviluppo economico di un territorio che è affermato dappertutto e l'abbiamo voluto riaffermare in questa occasione anche qui, non certo per introdurre modelli superati di programmazione pubblica e così via, ma per affermare che gli interessi generali prevalgono sull'interesse dei singoli. Su questo io sono fermissimo, lo affermo con grande convinzione in tutte le sedi, e questa è stata l'occasione in cui questo è stato risolto. Dicevo, è sancito da questo accordo che deve dare atto al governo e alle svolte del direttore generale Bianchi un'opera di mediazione consona alle responsabilità di questo governo, di qualsiasi governo della Repubblica Italiana deve avere. Ha convocato il tavolo e ha svolto una positiva funzione al tavolo stesso. E quindi che cosa abbiamo stabilito in questa occasione? Dico, intanto quel principio generale, che è quello che è secondo me l'elemento di cornice nel quale inquadrare poi i singoli passi. Vi le leggo comunque per come sono scritti e voi potete seguire. Primo punto, la presenza della raffineria di Livorno rappresenta un fattore cruciale per il futuro dell'economia del territorio. Quindi si afferma una cosa che può sembrare pleonastica, che invece è di grande importanza. Siccome è in discussione il ruolo di questa raffineria, da alcuni paventata di portarla a deposito, quindi solo un elemento commerciale, si è dovuto riaffermare che si parla di raffineria, quindi di attività industriale, non di attività commerciale. Ricordo che l'attività commerciale
sociale che impiegherebbe 50-60 persone e porterebbe ancora di più la grande multinazionale italiana a svolgere funzioni di natura industriale nel territorio nazionale. Non mi riferisco ovviamente alla terra. Si afferma al secondo punto che la presenza di enti sul territorio veronese deve essere garantita oltre la specifica questione della raffineria, poiché costituisce un fattore non eludibile per le prospettive di tutto il territorio veronese. Questo significa che al di là della raffineria, lei, questa grande multinazionale presente da sempre qui a Livorno sotto varie forme, deve comunque rimanere su questo territorio. Raffineria o non raffineria, lei ha comunque una serie di attività che deve implementare e portare sul nostro territorio. Anche questo l'abbiamo affermato è affermato e sottoscritto da lei stessa, come avete visto, c'era lì rappresentata dal responsabile in capo della divisione raffinazione e mare. In ogni caso, ovviamente però non abbiamo potuto sottacere che c'è una reiterata intenzione, come tutta anche la serie della discussione di ieri dell'ENI, di procedere alla cessione della raffineria. Però ecco, in questo caso sono stati stabiliti dei principi molto chiari che vi leggo appunto. In ogni caso, qualsiasi soluzione per la raffineria deve positivamente affrontare investimenti adeguati per l'innovazione di processo che consentono di traguardare l'impianto per il lungo periodo. Questo è stato un altro elemento che è stato affermato ed è di grande significato. Voi sapete che nella prospettazione che c'era stata fatta della cessione a questo fondo, ipotesi di cessione a questo fondo Flash, l'ENI attraverso dei contratti cosiddetti ancillari forniva una garanzia di continuità produttiva per 25 anni. Quindi si rimaneva nel breve medio periodo. Questo era un elemento che è stato considerato inaccettabile e quindi inaccettabile dai lavoratori, inaccettabile dall'organizzazione sindacale, inaccettabile dagli enti locali. E quindi noi chiediamo, il primo punto è quello, qualsiasi destino abbia la raffineria deve vedere investimenti adeguati a traguardare gli impianti per il lungo periodo. Il mantenimento ne consente un mantenimento del reddito occupazionale diretto e del ridotto, la tutela dei diritti acquisiti dei lavoratori, la tutela effettiva della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Io ricordo che la raffineria, oltre a investire più di 1000 dipendenti, è un lavoro di qualità, è un lavoro che ha tutte le garanzie leggi, sia di natura sindacale, di sicurezza che altro. Non c'è lavoro nero, non c'è ritardi nelle retribuzioni, non c'è. Quindi la difesa è difesa di costi di lavoro di qualità e quindi questo l'abbiamo ribadito quando si dice appunto che qualsiasi sia la soluzione, questa tutela effettiva della salute, della sicurezza e dell'ambiente, per riferimento alle politiche, deve comunque permanere anche in soluzioni diverse che non riescono più l'ENI svolgere l'attività diretta di raffinazione. Per dare concretezza a quanto convenuto, questi sono i principi dell'accordo che è stato siglato ieri, gli altri sono ovviamente elementi, diciamo, corollari di questo accordo stesso. Che cosa si dice? Per dare concretezza a quanto convenuto si individua nel Ministero dello Sviluppo Economico la sede del monitoraggio e confronto in stretto collegamento con le istituzioni, l'azienda e le organizzazioni sindacali. Gli incontri saranno attivati immediatamente su richiesta delle parti, comunque non appena si presentino soluzioni industriali. A rafforzare questo principio c'è scritto: in questo ambito l'ENI si è impegnato prima dell'avvio dei negoziati competenti a presentare il progetto industriale. Quindi il tavolo, questo sancisce con la firma del governo attraverso il direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico che qualsiasi iniziativa deve essere portata al tavolo che appunto è stato ieri per la prima volta riunito. Corollario, dicevo, finale di questo accordo è che questi elementi di garanzia che si sono tenuti ieri consentono, io mi auguro, l'Assemblea che oggi pomeriggio si dice che l'elezione delle intende per partecipare alle istituzioni locali, scelta molto mia, se fosse confermata, perché è una scelta molto mia, perché comunicamente
francamente, se fosse confermato, perché le istituzioni vanno sempre rispettate, hanno svolto un ruolo anche nella trattativa in prefettura riguardo al passaggio dei rifornimenti cosiddetti indispensabili per il mantenimento degli impianti della sicurezza, hanno svolto un ruolo di mediazione, un ruolo attento all'interesse di tutti, dell'azienda, dei lavoratori del territorio. Quindi le scoperte dall'assemblea sono un gesto francamente molto di cui prendo